zingaro, voglio vivere come te. Buongiorno Italia. Esatto, bravo, sei nell'area camper di Maniego. Sì, non preoccuparti, ho portato la topa, è lì in camper che si sta preparando e dopo andremo a vedere, spoiler, da quando ho imparato a dire spoiler lo dico dappertutto, c'è il pollo spoiler con le patate e andremo a vedere il borgo di Pofablo. Iniziamo invece il test della GoPro 10, non solo assaporando un attimo l'audio, ma ammirando questo foliage, è la mia nuova moda, adesso ho anche il foliage, ecco proprio tutto intorno. Il foliage è quell'attività che spinge le persone ad andare a fare tutte le fotografie, no, alle foglie, e foglie cadute per terra e foglie autunnali. Una volta si usava avere questa attrazione verso le coppiette, no, che andava a funfattare in macchina, adesso invece c'è questa attrazione poi foglie. Abbiamo trovato la strega di Howling, Emmy, che scappa paura. C'è un polpo gigante, una medusa. Non sta preoccupata, è pamorosa che qua. No, ringrazio invece l'amico della Simply App che mi aveva regalato quella volta il punzo. Sei traumatizzato, cane? Sei un cane traumatizzato? Hai avuto il trauma? Cacchi, pochi possono capire questa cosa. In ogni caso l'avventura continua. Cosa volevo dire? Niente, che tipo andremo con questa pioggerellina e questa nebbia a vedere come si comporta la GoPro, ma soprattutto andremo a vedere sto famoso borgo di Pofablo. Via! Pit stop, cambio gomme. Vedi, questa è una cosa che mi interessa tantissimo, più che altro anche per Giacomo, solo non capisco. Vieni con me, se ce l'abbiamo a pochi metri di distanza, perché non è segnalato tra le attrazioni turistiche del paese, oppure se è quello che su Google Maps lo trovi a 25 km di distanza. Sì. Ma sì, vedi il complimento 2021-2022 a fare alla fidanzata è che è molto foliage, vero Gioia? Che sei molto foliage. Che forte sta roba, guardate, pampini grandi e piccini, qua sotto c'è una sorta di lumachina, guarda che forte, che si sta arrampicando su questo fiorellino. Guarda che micro lumachina, che robe strane che fa la natura, assieme anche a sti fiorellini. Ma forse lo strano sei tu, perché sei tu che percepisci che quei fiorellini sono belli, brutti, strani, interessanti, non interessanti, hai capito? Quindi tutto parte da te. No, ferma un attimo, ascoltami qua. Cioè io non posso tipo entrare a mangiarmi una pizza o a sedermi un attimo dopo a mangiare due patatine al McDonald's perché vuole il Green Pass, però dentro in autobus che pieno di persone accalcate lì sì non serve il Green Pass. Ma anche al bar puoi stare senza Green Pass e consumare il bancone. Ah, è vero, perché il coronavirus è alto, cioè è basso, è vero, mi ero dimenticato. Oddio, un albero di cacchi trascurati e gli storici del canale capiscono la mia frustrazione. Ah, ora ho capito, Ale. Questa sì, era un'antica coltelleria una volta, perché ricordo, ragazzi, quando abbiamo presentato Maniago abbiamo detto che è il borgo dei coltelli, ok, dove fabbricavano i coltelli, e qui in questa antica coltelleria ci hanno costruito la pizzeria, no? Un po' come si usa a fare in certi posti con le ex stazioni ferroviarie, le poste, hai capito? Bravo, e questo è uno degli antichi strumenti, guarda balestre che aveva, solo avete balestre per produrre i coltelli. Di lì c'avevi la pressa che stampava nello stampino il materiale fuso e veniva fuori il coltello. Tra gli esperimenti di oggi non solo abbiamo voluto provare la GoPro con questo clima uggioso, nuvoloso eccetera, ma abbiamo voluto anche sperimentare, giocare, ingannare le nostre aspettative, ossia, no? Di solito tu ti aspetti che sia una bella giornata e ci rimani male se piove, ok? Noi abbiamo fregato la mente, noi abbiamo detto andiamo a prenderci la pioggia, vogliamo che piova per fare una roba strana, una roba diversa, ci siamo portati via i K-Way, in zaino e tutto quanto e vedi adesso, no, il destino bastardo che non sta facendo piovere e noi adesso non siamo contenti. Aspetta che interrogo amorosa. Silenzio, ma neanche tanto, senti macchine che passa. Funghi? Pioppini su un pioppo, no? Gli aghi di pino, bravo il fidanzato, vedi che io, assà. Tanto ripida e scivolosa, Ma sì, tienti duro qua. Questa roba è una specie di... Le filmo le chiappe.
Solo aghi di pino, silenzio e foliage. Buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale. Ma sì, ma c'è un po' di robe strane, di flore strane. Non so, tutte piante che non ho mai visto, anche sta insalata qua. Non ho mai vista in giro. Ah, guarda qua. Il centro di allevamento ittico, che non vuol dire ippico, non è che gli alleva i cavalli, no? Allevano nelle vasche, vedi le vasche lì, i pesci. Esatto, vedi? All'interno ci sono tutti i pesci. No, cannell'ostia, perché Alessia dice che sono un vecchio brontone, ma una madonna, guarda qua. I pali a luce in legno o comunque color legno, fai pur del cemento, di quel che vuoi e li rivesti in legno, cioè da veda è tutta un'altra roba. Anche qua devono aver fatto qualcosa contro la bibita, come il bus del Cul de Avera. Bus del Cul, bus, guarda là, bus del Cul di Avera. Ma Avera non abita qua, manco, abitava dalle parti di Jesolo. C'è anche, no, non è pericolante. Guarda perché le vertigini, ragazzi. Guardate, aspetta, sto dicendo ragazzi come i teenager sfigati. No, vedi, il mio cervello mi blocca qua, non mi consente di proseguire perché c'è un bel volo, guarda. Vedi? E ci sono i massi, i massoni e la massoneria. No, beh, anche bagnato, anche no, perché questo costeggia un po'. Palle, ste vertigini, ti vengono proprio i svarioni. Comunque, questo percorso costeggia un po' la strada che dobbiamo fare per arrivare a Po Fabbro, però dopo si stacca, prende altre direzioni. Guardate che razza di acqua cristallina, che bello, che ficata fica. Ah sì, poi c'è anche una galleria. Ma che figata, fighissima, perché è pubblico. Guardate questi massi giganti, quello sarà alto tranquillo 10 metri, cioè adesso in GoPro lo vedi piccolo, ma ti dico sempre che la GoPro inganna. E veramente è uno spettacolo vedere queste cose sproporzionate. Ci ricolleghiamo al discorso di prima, sproporzionate in base alle nostre considerazioni, ossia in base alle nostre percezioni, alle nostre esperienze, eccetera, eccetera. In ogni caso vai tranquillo, perché la regione Friuli ti vuole bene, ci tiene alla tua vita. Difatti non ti fa passare la galleria dove moriresti spiazzicato dalle auto che passano i 200 all'ora. No, ti ha costruito, guarda, questo bellissimo sentiero dove tu puoi sopravvivere felice e passare e continuare anche a gustarti la vista. Andiamo a gustarci la vista un attimo. No, ehi, no, questa vista, via. La vista intendevo di là, quella vista là, il foliage. Comunque, in ogni caso, pubblico, guardate che razza di ciclabile. Ma no, non è tanto il fatto che io adesso ti racconto, guarda che razza di ciclabile, perché quello che in realtà volevo raccontarti è il fatto che noi siamo partiti senza approfondire troppo la strada che dovevamo fare, i posti che dovevamo visitare, ok? E pertanto questa ciclabile non ce l'aspettavamo ed è stata una bellissima sorpresa, quindi sì, ok, non viaggiare troppo alla pipino, nel senso che ci si perde le cose importanti, però neanche approfondire troppo, se no ci si toglie ogni sorpresa. Ara, delle grotte naturali, una la vedi qui, dove c'è il mio bellissimo ditino, e una spostati, qua, eccola qua, vedi? Che figata! Guardate, Pampini cosa ha scoperto la Alessia? No, aspetta, prima un attimo, suspense, vedi perché? Senza con tutto il rispetto per tutti, io continuo a dire che le mie regioni preferite sono il Veneto e il Friuli e stiamo dormendo in un'area camper gratuita con la corrente, voglio dire, cioè guarda che percorsi ciclabili, robe pazzesche. Ecco, comunque bambini, basta suspense. Questa, guarda, è un muro per arrampicarsi, vedete? Qua queste cose colorate, ci si arrampica qua, ovviamente con le protezioni, le corde eccetera, e la gente qua fa l'arrampicata, però fino a là, non di più. Secondo qua, poi vanno, si piantano. Ah, quelli là, ma io non ci arrivo neanche fila per attaccare il moschettone. Ma il secondo piede qua? Ma io sono tappo, cioè capisci? È vero? Sono bastardo a volte. No, perché ho fatto un giochetto, ho detto Alessia ti rovino la giornata, ma questo ancora mezz'ora fa. Ho detto prova a immaginare un bel panificio con quelle belle pizzette, e adesso lei è rimasto. Ma perché lei è rimasto? Come quella volta che ho sgridato i ragazzi e parlavano di pizza mentre eravamo. Ma va bene anche un panino appena sfornato per non usare il profumo da panificio. Vedi, lei questo lo desidera perché non c'è la possibilità, hai capito? Perché se fossimo stati in centro davanti a un panificio avrebbe detto ma dopo vediamo, non lo so. Vedrai che ti ripago con la stessa moneta.
Simulazione di arrampicata, concentrati, e questa è la visuale che hai. Pensa a te, tu devi arrampicarti fin sopra dove ci sono quegli alberi, al suo fascino, se vuoi la verità. Ecco, probabilmente anche i climbatori sono spazzoni, un po' come sai, ognuno ha il proprio personaggio a prendere di mira, tipo certi dicono i camperisti sono spazzoni, e qua dicono che quelli che fanno climbing sono spazzoni, no? Aspetta, perché io sì faccio clip alla cacchio, però se sei uno di quelli che diciamo è interessato a questo sport, lo pratica, ti devo dire che non è che abbiamo visto solo quegli anelli per il climbing, no, c'è tutte le rocce che stiamo percorrendo sono strapiene, quindi non è che hai una salita sola, ne hai a decine, veramente a decine, tanta roba. In più guarda, c'è anche l'attività per la maggior parte dei membri del gruppo delle puntine, a sentarsi là, bevo ad ombre. Simulazione di bere 2 ombre mentre gli eventuali altri fanno free climbing. Cosa, Gioia? Ho capito, Vasi, arrivo subito. Perché non ha avuto una vasi, guarda cosa c'è scritto. Che bello. Ennio, dove vai con quel fucile in mano e sotto il buco? I livelli. Non so, perché ci sono anche tutti i nomi scritti. Forse è come da noi, no? Che ti puoi affittare l'orticello piuttosto che altre cose, no? E qua ti affitti probabilmente la parete di roccia, va a sapere. Lumachina slimegosa, quelle nere con la conchiglia bianca, simili a quelle siciliane. Per quanto la puntata sia appena iniziata, partiamo già con le votazioni. Alla ciclabile o pedonabile qua 10 e lode, cioè proprio, ma che roba, spettacolo, spettacolo. Qui direi che senza ombra di dubbio ci è andato addosso un roccione. Pensa a te che razza di potenza che hanno. Certo che altro che pozze smeraldine, che sono anche in una zona infame, piena di divieti e parcheggi a pagamento. Qua sarebbe da fare il bagno, guarda che figata pazzesca. Quindi Italia dimentica tramonti di sotto, tramonti di sopra, le pozze smeraldine, che sono solo una trappola per turisti, visto che i turisti li trattano come pezze da culo, e vieni a visitare questi posti fantastici, ma realmente fantastici. No, perché uno l'ha una strazza di terra con fiare ruscello, la metta tutta a pagamento e serrà i camper in te sgabbiotta, dai. Anche perché spero che magari quelli di Tramonti sentano quello che ha fatto girare tanto le palle ai camperisti, è che li avete rilegati dentro sta specie di lager, ok, neanche fossero galline d'allevamento intensivo, e quando dopo dall'altra parte le auto, cioè, stirano fuori tende, tavolini gonfiabili, di tutto, e fanno un campo rom, mentre i camper al massimo tirano fuori un tavolino. Se proprio vogliamo usare la logica, le macchine andrebbero rinchiuse in quel pollaio e i camper, visto che hanno tutto dentro, al massimo possono buttare fuori un tavolino, possono stare nella natura, in quanto non buttano fuori niente, in più anche non sporcano, perché i camper dentro hanno il bidoncino delle squasse. Tu mi dirai, non è una giustificazione, no, che una macchina non ha il bidone allora deve buttare fuori le cartacce. Certo, questo è ovvio, però è anche altrettanto ovvio che purtroppo ci sono molti incivili che lo fanno, e gli stessi incivili, se gli dai un camper, è molto difficile che buttano la cartaccia, in quanto hanno già la casetta dietro. Cioè, io quando avevo la casa, sotto il lavandino avevo il bidone delle immondizie, non è che andavo fuori in strada e buttavo le carte, gli avanzi di cibo in strada, capito? Dimentichiamo le cose brutte e riassaporiamo questi angoli di paradisa. Mi dico da solo che sono logorroico, perché non posso non ripetere all'infinito che la GoPro inganna e che questo posto è veramente stupendo ed enorme. Cioè, inganna come le proporzioni, perché ci sono veramente degli spazi, dei macigni tipo quello, veramente enormissimi, enormissimi, cioè veramente indescrivibile. Guarda che posto, e stiamo facendo tutto così tramite sta ciclabile, non ci sono macchine, è una ciclabile, è bellissimo, è a sinistra la montagna per le arrampicate e io veramente non ho parole. Questa meraviglia della natura non è segnata su Google Maps se metti il percorso pedonale, però vabbè, dopo un po' ti ricongiunge alla strada principale, quindi prendila tranquillamente. Benvenuti a Frisano, che non è il paese delle frise, diciamo così, punto stop. Arrivati a questo punto io deduco che bisogna andare su di qua. Quanto foliage, perché questa vuole essere una puntata foliage. Non guardare il culo all'Alessia.
Siamo praticamente a metà strada, sperando che Alessia non mi maledica. Sì, wow, e guarda, continuiamo di nuovo su questa splendida, incredibile ciclabile. Guarda che free climbing hanno anche qua, vedi, però la vedo un po' pericolosa quella roccia perché aveva tutte le venature. Quella era un corvo, che bello, un corvo nella nebbia, quante emozioni ragazzi, veramente bellissimo. A me piace sta roba uggiosa così, perché ti mette un po' quel senso di depressione, no? Cioè lei chiama la depressione, ma tu non hai motivo per deprimerti e quindi è strano, è bello. Un po' come in quelle giornate quando decidi di andare a farti un giro in macchina con la pioggia, hai capito? È uguale, stessa cosa lì là. Ok, allora no, Alessia Poreta non si sente tanto bene e pertanto, vedi, noi potevamo girare a sinistra, vedere il parco botanico, le grotte, Fiume Rosso, eccetera, 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 e salire comunque per Po Fabbro lungo questo percorso naturalistico. Secondo me è una cosa a fare in mountain bike e ci sboriamo addosso là. E noi però, allora adesso prendiamo la strada normale, passiamo per Fornassette, e si chiama SP26 e basta, arriviamo in bocca a Po Fabbro praticamente quasi dritti, quindi senza allungarla. La prossima volta, pubblico, promessa, facciamo quell'altra in mountain bike. Guarda, non avevi tu il capitai qua a Madoneta e qua avevi tu le offerte, perché tu dammi chi domanda sempre scherzi. Capo mi dice sempre vara qua, non vara là, ma me nonna non guarda mai i video. Mia nonna li guarderebbe volentieri senza Giacomo, però dopo se che inquadro e cueate Alessia o e puttane in giro per strada, dopo non dice tu capivo, ora non vede mai i miei video, insomma. Va, no, momento comare, sì, perché che vuole, ok? Vara, io reinsisto con sti cacchio di guardrail in legno, oppure guarda da che altra parte in pietra, quanto più bello è, o i paidi a corrente in legno che abbiamo visto prima, è tutta un'altra cosa, è tutto un altro un valutamento, no, se è giusto il valutamento, va bene in italiano con parole mie, e se tu da un'altra valutazione del territorio, perché noi altri qua tosati sei veneti. Dopo si parla anche l'italiano e l'inglese e un cincin del tedesco, perché lei sa un cincin del tedesco. Lo sentito? Veneto lesson, random items, ripostiglio abbandonato, sgabbiot imbandonato. Guarda che figata, i borghetti di una volta, che bello. E ora Memo Valdifrina che ci consigliano. Altro memo, i mercatini, no i mercatini, i presepi di Natale. Okay. Ovviamente i presepi è solo che di Natale, non esiste i presepi d'estate, ok? A Po Fabbro dal 6 dicembre al 6 gennaio di sera. Vedi, condomini dell'epoca. Comunque ci raccontava l'amico autoctono che a San Nicolò dovrebbe essere, ha detto la festività magari non è proprio sicuro, che è usanza, diciamo, rubare dalla biancheria, dalle case così, però poi te la ritrovi in piazza, hai capito? Cioè non rubare, ma è proprio una sorta di... Che figata ragazzi! Un quadro di qua, un quadro di qua. Bellissimo! Bello. Che figata! L'ho detto io, perché lui è del posto e ha detto ma niente di che, mentre per noi che non siamo abituati a ste robe rustiche così, capisci? Sì, è affascinante! È vero, una cosa che abbiamo apprezzato più volte dell'accoglienza furlana, no? Con i turisti, è che a parte vabbè che stanno lì a raccontarti molto volentieri tutto, questo ci ha riseguito in macchina per dirci che si era dimenticato una cosa, praticamente ci ha indicato un altro sentiero più bello, carino, lontano dalla principale per arrivare sempre a Po Fabbro, e adesso stiamo seguendo le sue indicazioni. No, è un nocciolo questo qua. Inaugurazione del K-Way, me lo sono portato dietro in camper per 5 anni, ancora su scalosso, questa è la prima volta che lo uso, però vedi, fino a dopo sarebbe tornato utile. Il tutto qui è diviso in infiniti borghi, cioè a parte qua adesso Borgo Cudili, guarda anche là i cartelli che ti dicono altri due borghi a sinistra, Borgo Menis e Borgo Polas. Ah, aspetta, giustamente ragazzo, diamo le indicazioni anche a te per andare a Po Fabbro, per fare i sentieri fighi che stiamo facendo noi. Adesso guarda, trovi il cartello Borgo Menis e Borgo Polas, giri di qua, vedi, e al ponte segui Borgo Menis, ossia giri a destra. Che gitarella fantastica,
Abbiamo finalmente provato questa emozione di prendere la pioggia, di camminare sotto la pioggia, no? Ricordava un po' un vecchio libro, cos'è? L'arte di danzare sotto la pioggia, no? Mi ricorda, non so, un qualcosa di medievale con quel ponzo là, tipo non gli untori, tipo non so, qualcuno della Divina Inquisizione, una roba del genere, tipo no? San Martino col suo mantello rosso, io sono femmina, cielo viola. San Martino Inquisitore, eh? You understand? Please hold me. I love you like Fontaine e Belmondo. Vai sigari!